Le vacche rosso rame di razza sardo-modicana, rustiche e selvagge, vivono allo stato brado tutto l'anno mangiando mirto e piante selvatiche sui pascoli del Montiferru. Dal loro latte si ricava un formaggio rarissimo a pasta filata, il casizolu, un presidio slow food. Farlo è da sempre compito delle donne e costa tempo e fatica. E questa è una cagliata già pronta, matura, cagliata matura. Perché se non è matura il formaggio non viene, deve essere lievitata la pasta in modo che possa fondere. Una volta che fonde si prende, si lavora, si fa una prima lavorazione in modo che la pasta diventi bella compatta, si rimette poi sul fuoco e si fa fondere ancora finché la pasta si vede che è bella pronta proprio per eseguire la lavorazione. Quindi si procede alla lavorazione, si inizia a dare la forma al formaggio, si passa poi nell'acqua fredda e si fa la classica testina. La pasta è giallo paglierino, al gusto da sensazioni di erba con una persistente mandorla.